Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora si aggrava di ora in ora la tragedia umana, civile, politica che sta andando in scena in Iran. Devo dire nel silenzio o nella copertura minima, proprio diciamo che il giornalista collettivo sta facendo il minimo sindacale rispetto alle eroiche proteste degli eroici iraniani, giovani, studenti, ragazze che non ne possono più del velo, commercianti piegati dal collasso economico, esponenti della società civile che non ne possono più della Sharia e che finiscono, diciamo, benché vada nelle pagine interne dei giornaloni e che non hanno ovviamente nessuna flottiglia che sta per salpare dalle nostre coste, diciamo, per difendere i loro corpi alla mercé dei macellai coranici, dicesi anche Ayatollah. Ma la situazione, dicevamo, è, diciamo, probabilmente prossima a un punto di non ritorno. Le informazioni più accurate le trovate su X del mostro Musk, no? Rispetto ai giornaloni della gente per bene. Da queste informazioni si apprende che ormai siamo arrivati a 3.000 morti e soprattutto che i miliziani del regime stanno sparando proiettili veri contro i manifestanti a altezza d'uomo, stanno mitragliando le manifestazioni oceaniche che nonostante non cessano di invadere le strade delle città iraniane e sparando a casaccio sulla folla, no? In una tetra realizzazione di quello che diceva Breton, no? L'atto surrealista più estremo è sparare a casaccio sulla folla. In Iran lo sta facendo davvero, portano via i morti nei sacchi della spazzatura a centinaia, ma questa eroica protesta va avanti e quali sono i possibili scioglimenti? Alla Casa Bianca si stanno valutando più opzioni, anche l'intervento militare, ma ci spiace, diciamo, passare dalla tragedia alla commedia, ma ci tocca seguire anche la cronaca politica di casa nostra. Dalle nostre parti c'è chi ha una soluzione e si tratta di Elly Schlein, la segretaria con tanto di armocromista che guida quel che resta della sinistra italiana, che in questi giorni ha ribadito più volte, poche ore fa anche su Repubblica, la soluzione che lei ha in tasca per dirimere il dramma iraniano. Prendiamo l'ultimo virgolettato in ordine di tempo per comodità. Io non sono mai per azioni militari unilaterali, come ho detto sul Venezuela. Sta roba che gli americani ogni tanto rimuovono degli orrendi tiranni, per di più comunisti, è sgradevole. Mi rendo conto che è sgradevole. Abbiamo le Nazioni Unite, serve un ruolo diplomatico forte che la UE purtroppo non ha saputo mettere in campo. Abbiamo l'ONU, ci deve pensare l'ONU. Questa è la soluzione di Elena Ethel Schlein. Allora vorremmo ricordare a lei, ma soprattutto a voi, a noi stessi, una notizia che da sola rende l'idea di cos'è diventato l'ONU e cosa potrebbe fare di fronte alla tragedia iraniana. La notizia era del novembre 2023, si era a pochissime settimane dal macello del 7 ottobre, dal pogrom scatenato e praticato dalle belve di Hamas, le quali avevano e hanno come referenti ultimi, come finanziatori, come menti organizzative, gli ayatollah che in queste ore stanno massacrando il loro popolo come sa chiunque. Ebbene, sapete l'ONU a poche settimane dal 7 ottobre a chi diede la presidenza del forum sui diritti umani delle Nazioni Unite? Ebbene sì, alla Repubblica Islamica dell'Iran venne data la presidenza del forum sui diritti umani al paese che impicca pubblicamente gli omosessuali, sfracella il cranio alle donne se non sono velate, reprime il dissenso in orrende carceri fuori da ogni parvenza di diritto, in queste ore spara sulla folla, spara sui suoi giovani, i cui cadaveri vengono portati via a mucchi. A questo orrendo regime teocratico e totalitario islamista l'ONU diede la presidenza del forum sui diritti umani. Elena Ethel, ma cosa diavolo può fare l'ONU? L'ONU ormai è una dépendance di questi signori, è un posto dove le dittature sono in maggioranza, è un posto che ha sanzionato più lo Stato di Israele, non dell'Iran, di tutte le dittature del pianeta messe insieme.
torni a parlare di armocromia, a qualche menata sua della ZTL, lasci stare le tragedie vere. L'ONU non può fare nulla e qualunque cosa facesse, peggio ci sentiamo sul dramma iraniano. Aspettiamo invece un'iniziativa da quel posto dove solo può venire, cioè da oltre Atlantico. Grazie a tutti, a domattina.